13ª giornata del campionato di promozione A, il Picardo di Borzoli è pronto a ospitare un match tra due formazioni con storie e sogni completamente opposti. I padroni di casa della Rivarolese in divisa giallo-rosso-nera sono impantanati nella zona play-out e le statistiche ci riportano risultati disastrosi, con addirittura 5 sconfitte consecutive. Se i ragazzi di mister Tonello devono per forza invertire questo tremendo andamento, il Bragno può solo sperare di dare continuità al suo trend positivo e riuscire così a riservarsi un posto tra le big del girone. Pronti via, i padroni di casa premono da subito sull'acceleratore con un lungo cross di Scarsi per Bomber Rosati che riceve, si accentra e fa partire il destro dal limite. Tranchida è attento e respinge sicuro. La reazione dei biancoverdi si fa attendere 7 minuti. Sugli sviluppi di una rimessa laterale un difensore locale sbaglia un retropassaggio e regala la sfera a Procopio che non se lo fa dire 2 volte, ma l'attaccante sbaglia tutto con questo tiro che finisce dritto tra le braccia del portiere. Le occasioni per gli ospiti non sono ancora finite. Attenzione alla punizione dalla mattonella dei 20 metri di Solari. Traverso si tuffa, ma la Rivarolese può tirare un sospiro di sollievo perché la palla sfiora il palo. Non c'è pace per Traverso perché il Bragno vuole insaccare a tutti i costi. Capitana Baldo fa scattare Marotta sul filo del fuorigioco, brucia in velocità Ustulin e scarica un potente destro che batte l'estremo difensore e che si stampa fragorosamente sulla traversa. Nulla da fare. Questo rischio scuote gli animi dei padroni di casa che si rimettono in moto con un'azione complessa messa in piedi da Pastorino e continuata dalla sponda di Lombardo. Rosati parte sulla fascia, fa passare la palla sotto le gambe di Ogianovic e sogna già il gol. A svegliare bruscamente il giallo rossonero è Dini che spazza sulla riga e nega la marcatura. Poco prima del quarto d'ora di intervallo la Rivarolese si fa sempre più minacciosa. Matteo Lombardo apre sulla sinistra per il fratello Andrea che spara nel mezzo. Puppo stoppa e tenta il colpaccio, ma Tranchida sale nuovamente in cattedra e manda in angolo. Un brioso primo tempo si chiude qui, ma grazie al supporto tecnico di Alberto Pirisi passiamo alla ripresa quando mister Tonello vede concretizzare tutti i suoi buoni propositi creati nella prima frazione. Crossalto dal corridoio centrale di Puppo, torre di Lombardo, delizioso tacco di Rosati e Scarsi non può sbagliare. Il sinistro del numero 9 va a segno e vale l'1-0. Il vantaggio della Rivarolese dura però solo 12 minuti perché il Bragno è affamato ed è pronto a graffiare. Il corner di Solari innesca Procopio di testa che serve all'indietro Ogianovic. Il numero 4 ospite deve soltanto appoggiare la palla in porta per trovare il tapin vincente e assestare il risultato su quello che sarà il definitivo 1-1. Da questo punto in poi le rispettive difese diventeranno granitiche e non lasceranno passare neanche uno spillo. L'unico brivido della frazione lo si registra al 44esimo quando Ustulin effettua un tackle ruvido ai danni di Fazio. Il signor Lazzarini della sezione di Novi Ligure lascia proseguire e grazie al replay possiamo effettivamente notare l'intervento pulito ma deciso di Ustulin. Un pareggio che vale quasi come una vittoria per la Rivarolese che mette così fine a questo lungo trend negativo di sconfitte.